Si è giocata l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone I cui risultati confermano il momento magico delle tre battistrada, vale a dire Siracusa, Trapani e Vibonese, che hanno creato un piccolo stacco dalle inseguitrici. Da sottolineare che Trapani e Vibonese hanno una gara in meno da recuperare. Alle loro spalle ora c'è il Licata, che grazie ad una rete di Riccardo Rotolo supera in casa la Cireale. Porta bene il cambio d'allenatore alla Nuova Egea e a Francesco Di Gaetano, il nuovo coach, che passa a Sant'Agata. Per quanto riguarda l'Acregas, lo stop di una giornata gli ha fatto perdere qualche posizione, ma la compagine dei Templi ha una gara in meno disputata. Adesso appuntamento a mercoledì prossimo all'Esseneto per la Coppa Italia contro il Canicattì dell'ex Orazio Pidatella, che nel turno di campionato ha vinto sul campo del Castrovillari. In caso di parità si passerebbe direttamente ai calci di rigore per accedere al turno successivo. Per quanto riguarda invece l'eccellenza A, il Mazzara 46 riesce a pareggiare con Emodou il vantaggio iniziale della Nissa di Agudiacche e così rallenta il cammino bianco scudato in vetta alla classifica. Ne approfitta la Profavara che, superando il Castellammare per 3-1, si riporta a -3 dalla stessa squadra nissena. Una mezza battuta d'arresto per la squadra di Nicolò Terranova che adesso sente il fiato non solo della Pro Favara ma anche di altre tre squadre come lo stesso Mazzara 46 e il rilanciato Folgore. Anche per l'altro Mazzara del neotecnico ex Cregantino Totò Tedesco è stata una giornata positiva, avendo vinto sul campo dell'Aspra. Positiva la giornata per le agrigentine di eccellenza che hanno entrambe vinto. La Profavara 3-1 con il Castellamadre, mentre lo Sciacca 2-1 con il Fulgatore. Ed ora ancora un campionato minore, quello di promozione Girone A. Torna a vincere l'Empedoclina, che supera la Giardinellese con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Polito e Hassan. Vince tra le Muramiche anche il Gemini, che supera con difficoltà l'ostica città di San Vitolo Capo. Male invece le altre agrigentine. Il Casteltermine in casa con il Marsala, il Camarate sul campo ostico e difficile del San Giorgio Piana.